Oh mio Dio, ma che fiamma è, raga? Mettiamolo qua e addio. Li stiamo bruciando, raga. Lo riconosci? Oh, ma cosa fai? Ma cosa fai? Ehi là gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Oggi ragazzuoli ho deciso di bruciare i vestiti di mia sorella, così per sfizio. Ho detto, ma dato che me ne fa passare ogni volta tante, perché chi deve guardare la TV, no? E vince sempre lei, oggi mi vendico. Ho deciso di rubargli i vestiti, accendere il fuoco e fare un bel falò con questi vestiti. Ragazzuoli, per il prossimo scherzo raggiungiamo almeno i 15.000 like. E vi ricordo, like, iscrizione e campanella. Detto questo, direi di andare nel suo armadio, perché per ora non è a casa, e di prendergli i vestiti. Raga, sono circa le 13 di insomma del 0508, raga, quindi è il 5 agosto e sono circa le 13 e tra poco lei torna da lavoro. Di sicuro lei il pomeriggio si riposa. Vabbè, andiamogli a prendere i vestiti e vediamo che succede. Bene, abbiamo messo la nostra bandana tattica e andiamo. Praticamente mia sorella ha i vestiti in camera di mia madre, non chiedetemi il perché. Comunque sia, apriamo, eccoli qua i suoi vestiti. Ragazzuoli, qua possiamo bruciargli tutto. Vediamo di scegliere qualcosa. Oh, questi mi sembrano belli fighi, no? Oh, questo qua intanto lo prendiamo e lo mettiamo a terra, il primo. Poi vediamo cosa... Un giubbotto, no, vabbè, questo è in pelle, raga, con la catinella. Vai, 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 questo è perfetto, raga, in pelle con la catinella. E dentro c'è anche una camicia, quindi ottimo. Anche questo vai così e siamo già a 3 cose. Dopodiché, raga, potremmo una bella camicia bianca, l'unica bianca, raga. E allora andiamo col bianco, let's go. E siamo già a forse 4. Questi li mettiamo qua. Poi vediamo che potremmo prendere. Raga, vediamo. Giubbotto già l'abbiamo preso. Pantaloni li abbiamo presi. Vabbè, ma sì, ma che se ne frega. Questa qua, via, anche così. Poi, raga, so che l'altro giorno si era comprato un vestito, no? Rosso, tipo super figo. Però sarebbe veramente top trovarlo, raga. Ma qua non penso, no, non è questo. È un rosso più acceso. No, qua non c'è, raga. Qua non c'è. Ah, forse questo? No, no. Eccolo, raga, c'è ancora l'etichetta, raga. C'è ancora l'etichetta. Perfetto, raga, perfetto, togliamolo. Oh, mi ucciderà, raga. È tipo un vestito lunghissimo, no, vabbè, non lo so. Ok, raga, abbiamo tutto. Direi che basta perché, oh mio Dio, qua ci sono tipo i suoi vestiti preferiti, raga. Chiudiamo il nostro armadio e andiamo a comandare, raga, con Crazy Mad dietro, let's go. E questi super vestiti mi ucciderà, ne sono sicuro. Chiudiamo anche qua l'armadio. Signore e signori, prendiamo i vestiti e andiamo ad accendere e ad appiccare il fuoco. Andiamo, venite con me, vi porto lassù. Perfetto, andiamo. Mi ucciderà. Ragazzi, ci siamo, ecco qua i vestiti. Mia sorella è lassù che dorme. Sono circa le 6:30, 7. Sono passate infatti un paio di ore e il sole sta calando. Andiamo, mettiamo queste cose qua, raga, e andiamo subito a prendere la fornacella per fare fuoco, raga. Ci siamo, raga. Ci siamo, raga. Ci aiuterà questa. Ci aiuterà questa per fare il fuoco, raga. Oh yes. Ci siamo. Ok ragazzi, ci siamo. Ecco qua il nostro coso. E soprattutto andiamo a prendere i nostri vestiti. Eccoli qua ragazzuoli. E andiamo subito a metterci qua. Li metterò qua. No, anzi li metterò per terra. Ah, questo è il vestito preferito che si era comprato lì 2 giorni fa. Questo è un suo pantalone figo, bellissimo. Ok, questo è un giubbottino. Questa è una camicia. Un'altra camicia e un'altra camicia. Ok, benissimo. Direi che possiamo avviare. Apriamo il gas, raga. E mi sa che è troppo aperto. Oh mio Dio, ma che fiamma è, raga. Ma con questo bruciamo tutto. Andiamo col primo, raga. Divertentissimo. Andiamo col primo, mettiamolo qua. E addio. Oddio, raga, stiamo bruciando i vestiti di mia sorella. Li stiamo bruciando, raga. Stanno prendendo fuoco. Vai, prendete fuoco. Bene, molto bene, raga. Dai. Oh, la prima è andata, raga. Sta andando. Ha preso fuoco tutto, raga. Mamma mia, raga, ha preso fuoco tutto. La prima camicia è andata. Andiamo con la seconda, raga. Sto avendo, oh mio Dio, ma che cosa stiamo facendo? Oddio, raga, mi ucciderà, raga, vabbè. Ok, allora andiamo con la prossima camicia e via tutte le camicie.
Mamma mia raga, mi ucciderà, raga. Stiamo bruciando i vestiti preferiti di mia sorella. Che fumo schifoso che esce, raga. Ci siamo, raga, ci siamo. Sono presi fuoco. Io direi di chiamare mia sorella. Chiama sorella. No, non mi ricordo come l'ho registrata. Raga, chiamiamo mia sorella e andiamo. Marika, eccola qua. La sto chiamando, raga. Sto chiamando mia sorella. Andiamo. Chiamo mia sorella. Cosa c'è ancora? Questo. Oh, bruciamo i suoi pantaloni. I suoi pantaloni preferiti, raga. Bruciamoli. Vai. Pronto, Marika? Scusami, devi venire urgentemente su. No, veloce, Marika, veloce, è una questione di vita o di morte, smuoviti, No, però devi venire, smuoviti. Sta venendo, raga, sta venendo. Ho paura perché mi ucciderà. Oddio. Allora, questo, andiamolo e mettiamolo qua. Intanto, camera viene pronta a vedere la reazione di mia sorella. Il suo vestito preferito. Andiamo. Che è successo? Ciao, Marika. Ma... Allora, stavo vedendo di bruciare qualche vestito. Ma questo... Lo riconosci? Oddio, aiuto, cosa posso fare? Aiuto, la mia tuta, no! No! Ma che la mia tuta! Avevo bisogno di... Il vestito che mi sono comprata ieri, come nel compleanno! Dai, avevo bisogno di fare un po' di falò e calmiamoci. Che falò con i miei vestiti! Fa un po' di freddo! Oddio, il giacchettino con la catinella pure, ma quello me ne sbatto! No, non La tuta! Oddio, la tuta! Allora, prendiamo i marshmallow, Non mi dire che stai prendendo i miei vestiti, li stai bruciando per fare un tuo video di merda! No, ma no! No! Ma come ti permetti? Pure l'etichetta! Aspetta, poi... C'è pure l'etichetta! C'è pure... Ecco. Ma... Come si spegne questa bombola? Spegnimela, spegnila! Come devo fare a recuperare? Ah, ti piace che io prendo tutte le tue magliette, i tuoi vestiti Versace, che i chiamano Armani e Marcel Boulon e faccio di falò? Ti piace? Facciamo un... Oh, ma cosa Ti piace? Ma cosa fai? Ma sei impazzita? Cerco di recuperare il mio Ma vestito! cosa devi recuperare? Marika, dai, su, un bel falò. No, come passarmi una giornata? Come... No! Dai, Marika, però L'etichetta, l'ho comprato ieri, domani è un cavolo di compleanno! Stai calma! Cosa c'è? E ti compro un altro vestito, su, un bel falò! Il giacchettino, quello con la catinella! La tuta rossa, no, la tuta rossa non si può sapere! Un capo di abbigliamento spettacolare! L'ho comprato ieri! Ma ti stai calma! Cosa c'è poi? Cosa c'è poi? Levati! È solo due vestiti! Oddio, la camicia bianca! L'unica camicia bianca che aveva! L'unica! Che la posso abbinare ovunque! Calma, sto No, ma no! Dov'è la tua maglietta Versace? No! Dov'è la tua maglietta Versace? Ti stai calma! No, la mia bandana no! Prendi tutti i tuoi vestiti Versace che hai comprato e faccio un bel falò! No, stai calma! Riprendi! Faccio un falò io! Lo faccio io! No! Marika, avevo bisogno di indossare dei marshmallow. Per favore, possiamo portare i marshmallow, mamma madre? Con i miei vestiti, tu sai che io tengo... E anche lei la complice. Me ne sto sbattendo. No, Senti, tu sai quanto io tengo i vestiti, all'abbigliamento, all'outfit, a essere sempre perfetta, guarda come sono sempre perfetta. propongo. E tu mi bruci i miei capi, Io te li abbigliamento. Ma poi scusa, sei entrato nella camera. Nella camera poi, io alcuni vestiti... Te li ricompro. Come hai fatto tu a capire che erano pure lì dentro? Perché ti vedo mentre vai. Perché mi vedi? Perché mi vedi? Perché mi vedi? Cosa? Sei impazzita! Non ti puoi permettere, puoi prendermi tutto, ma non i miei vestiti. Tu sai quanto io tengo alla moda. Dai, Marika. La mia tuta. Sì, io la sto vedendo piano piano che si sta bruciando in diretta. Un bel fuocherello. In diretta. Bruciamo i Ma vestiti. io cose che... Ecco. Con il fuoco. Oh, stanno attaccando. Ma magari me la stropicciavi, me la tagliavi. La mamma lo sai che è una brava sarta e la può cucire. Ma non con il fuoco, che non posso farci ora più niente. Infatti per C'è niente, non c'è più niente da recuperare. Non c'è più niente. Vai, c'è un bottone se vuoi. Brucia. Sei un Brucia bottone. tutto. Questo bottone, Marika. Brucia tutto. Ma spera, ma mandiamolo tu il bottone pure. Ragazzi, la tuta che dovevo mettere io. Ora cosa metto domani? Per il compleanno, sì che ne ho tanti. Ma questa tuta era con le etichette, tu me l'hai bruciata. Dai. Io non ci vedo più. Non ci sto credendo. Aiutatemi, cosa posso fare? Aiutatemi! Sì. No, ma che? Aiutatemi! Non puoi farmi questo! Tu puoi imparare sulle cose che mi danno più male!
Stai calmo. Vai a imparare su quello Non ti che preoccupare. veramente ci tengo. Allora va bene, te li salvo io i tuoi vestiti, dai. Prendi dal tuo, è impossibile. Ti ho detto che non c'è più niente Te per li salvo io. Ecco qua, Neanche tieni. so se domani ce l'hanno questa tuta più. Non ti preoccupare, non è successo niente. Ecco a te i tuoi vestiti, dai. Prendili. Non ci posso credere. Lo vuoi? Ma che è tipo salsiccia. Brava. Salsiccia che la metti dentro il panino. Come la prendi? Esatto. Esatto. Con quale tranquillità parli tu? Come fai? Cosa si salvo io? Non piangere più però. Ai ai ai. Ma tu anziché inquadrare, prendi la sua maglietta Versace. Prendi la sua maglietta Louis Vuitton, quella che sia. Smuoviti. Anziché qua, che cavolo inquadri? Marica, ci penso io, Marica, non ti preoccupare. Ecco qua. Salvati, va là. Salvati. Mi chiamavano il pompiere Crazy. Ecco, come Sei nuovo. un mascalzone. Oh. Sei un idiota. No, sei no, no. un imbecille. No. Sei non so che sei tu. No, no, Un no. verme sei. Un verme. Questo proprio non me la do. Ma buttami in piscina. Ma no, la tuta. Come nuovi, Marica, come nuovi. Cioè, no, assurdo, La eh. tuta è rosa. La Cioè, tuta è rosa. Sono un genio. Non solo. Rompo i vestiti, poi li sistemo, Ancora eccolo. lo sto realizzando, lo sto realizzando. Oh. Lo sto realizzando. Oddio. Respiriamo pure veleni a questo momento, lo capisci? Ecco perché l'ho bagnata. No, Ecco perché l'hai bagnata. Ormai non c'è più niente da recuperare. Quindi puoi fare la qualsiasi cosa. Volevi il Ormai vestito tanto è rosso? fatto. Qua c'è il vestito rosso, Qua c'è mettilo, il vestito dai. rosso. Mettilo, Tu ora dai. me lo vai a comprare. Dammi spiccioli, dammi. E me lo vai a comprare. Se c'è la misura. comprare, E tutte le altre impazzito. cose. E tutte le altre cose. Vabbè, c'erano Io riesco a 4 avere una camicie. camicia bianca. E che c'erano già non si 3-4 vede più. camicie. Il tuo vestito preferito Tre, lì. quattro camicie. E poi il tuo giubbotto di pelle. Oddio! Quando vado a vedere. Sì, qual erano queste 3 camicie? No. Qual erano? Che camicie a caso, che ne so. Qual erano? Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso. Vuoi pure questi vestiti? Li vuoi pure? Col ora prendo le chiavi e mi chiudo tutti gli armadi a chiave. Tu deve scomparire tutto dalla circolazione. Tutto! Comparire tutto! Pure a te faccio scomparire. Se Faccio puoi. la bragatana e Se- ti faccio scomparire! Calma. Via! Se puoi. Calma. Se puoi pulire. Calma, se puoi pulire. No, no, Ma no, ti no. rogni una tappa Ma che- in ma che alto. sei la mamma? Ti rogni una tappa la mamma. Se puoi pulire La mi fai un mamma. favore perché io devo andare a editare il video che. Cosa non me ne fate? Un video di Ringrazio. merda. E tu rovini i miei vestiti. Ringrazio mia sorella per aver fatto il video. Adesso lei si occupa. Stai calmo. No. Lei si occuperà adesso di pulire. Mi sa che sei un po' arrabbiata, eh? Il video di Crazy Pets finisce qua. Vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine. Ragazzoli, anche oggi ci siamo divertiti. Dal matto è tutto, anche se non siamo nel primo canale. Ciao raga, è stato divertente. Fatemi sapere il prossimo episodio.